Le classi prima e seconda del Liceo Classico Veronese di Chioggia stanno partecipando in questo periodo alla produzione di un video nell'ambito di un progetto che li ha visti impegnati alla scoperta di alcuni mestieri antichi della nostra città. Hanno conosciuto e sperimentato l'arte dei canevini e di altri antichi mestieri legati al mare e alla produzione di sartiame, grazie alla fattiva collaborazione di esperti di storia locale e al contributo della Proloco, oltre che dei contradaioli di San Martino del Palio della Marcigliana. Accanto ad incontri teorici di approfondimento di storia locale si sono svolte anche esercitazioni pratiche sui mestieri in questione. Il tutto, appunto, si sta concludendo ora con la produzione di un breve docufilm che ha per protagonisti gli stessi studenti che recitano in abiti caratteristici e che parteciperà al concorso Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale veneto, indetto dal MIUR della Regione Veneto e da Umpli Pro Loco. L'esperienza, che si è ispirata anche a finalità inclusive, è stata senz'altro positiva, ha sollecitato lo sviluppo di competenze sia relazionali sia per quanto riguarda la ricerca storica, con fattive collaborazioni con comitati e associazioni del territorio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.